Buongiorno da Taglio di Po. L'amministrazione comunale ha deciso di ristrutturare la fontana in Piazza Venezia, una fontana che da anni purtroppo è ferma con le quattro frecce e che naturalmente aiuterà a dare il giusto decoro a questa che è la piazza più importante del paese. Siamo con l'architetto Dario Passarella che seguirà appunto i lavori di questa ristrutturazione. Cosa ci dobbiamo aspettare, architetto? Faremo una buona ristrutturazione, cambiando alcuni pezzi, mantenendo però la struttura principale, e cercheremo con i giochi d'acqua e l'illuminazione di poter dare vita a questo cimelio del centro di Taglio di Po. Ricordiamo che già qualche lavoro è stato fatto, hanno sistemato il settore arboreo, c'erano dei problemi con le piante che rovinavano l'asfalto, questo l'abbiamo sistemato, e tra l'altro lei ha anche un contatto, diciamo, romantico, perché è stata progettata questa fontana che tanti hanno detto è un cimelio ma anche un ricordo del paese, dal babbo, il geometra Ugolino Passarella. Ho voluto farlo così, cercare di poter fare una ristrutturazione invece di una demolizione e rifare una fontana nuova e mantenere la struttura vecchia. Adesso la rifaremo con un rivestimento nuovo, faremo tutta un'impiantistica un po' particolare di giochi d'acqua e poi anche la parte del verde della piazza sarà rimessa a nuovo e vediamo un po' di completare il tutto il prima possibile. Ecco, in un momento di spending review ci sono pochi soldini, è ormai un mantra che dicono tutti i comuni, però voi vi siete associati con aziende di buona volontà, oltre lei, naturalmente vuoi ricordarci chi sta collaborando a questo lavoro? La ditta Fonsato si è presa l'impegno di gestire un po' tutta quanta la manodopera, e poi altre ditte che hanno offerto la loro collaborazione per la parte della ceramica, della parte del colore che ci sarà all'interno di tipo piscine. Cronoprogramma? Stiamo cominciando oggi e vediamo un po' di poter fare il prima possibile, nell'arco di 20 giorni, un mese al massimo, poterla già mettere in funzione. Beh, a questo punto complimenti anche all'amministrazione comunale che è riuscita ad assemblare voi persone di buona volontà e finalmente a risolvere il problema di questa fontana che non dava lustro alla nostra città.